Beni confiscati a prestanomi di Messina, i sigilli erano scattati per due imprese edili, una con sede legale a Porto Empedocle e l'altra a Realmonte. Il Tribunale, a distanza di un anno e mezzo dal sequestro, ha disposto la definitiva acquisizione da parte dello Stato. Secondo i giudici della sezione misure di prevenzione, l'empedoclino Fabrizio Messina, 41 anni, fratello del boss gerlandino, si sarebbe servito di alcuni prestanomi per gestire delle imprese. Fabrizio Messina era tornato nuovamente libero dopo aver scontato una nuova condanna per associazione mafiosa. Adesso è stata applicata la sorveglianza speciale prevista per persone ritenute socialmente pericolose e durerà 4 anni. In questo periodo Fabrizio Messina sarà sottoposto a alcune restrizioni della libertà personale che prevedono, fra le altre cose, di restare in casa negli orari serali e non allontanarsi dal proprio comune di dimora. Sia la confisca che la sorveglianza scaturiscono dagli sviluppi dell'inchiesta Nuova Cupola, che fece finire Fabrizio Messina in carcere il 26 giugno 2012 con l'accusa di essere diventato il nuovo capo della famiglia mafiosa del suo paese, raccogliendo l'eredità del fratello gerlandino. E da Porto Empedocle ad Alcamo, confisca milionaria per l'imprenditore edile Giuseppe Montalbano, 47enne, da sempre legato alle cosche mafiose trapanesi. Società, immobili, automezzi industriali, un impero di circa 10 milioni di euro sequestrato nel 2013 e oggi passato definitivamente allo Stato. La DIA di Trapani ha notificato il decreto di confisca accolto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani di intesa con il procuratore aggiunto Bernardo Petralia della DDA di Palermo. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori è passato l'intero patrimonio accumulato da Montalbano nel corso degli anni, un capitale che ha rivelato sospetti flussi finanziari provenienti dalle calcestruzzi Tre Noci e una notevole sproporzione rispetto ai redditi dichiarati. Montalbano ha nel suo curriculum tra le accuse quella di aver fatto da tramite tra latitanti ed esponenti di Cosa Nostra, di aver fornito supporto logistico ai latitanti e danneggiamenti per attività estorsiva. Nel 2000 viene arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia Arca contro le cosche trapanesi, insieme ad altre 40 persone indagate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, omicidi, sequestro di persona, estorsioni, riciclaggio di denaro di provenienza illecita e detenzione e porto illegale di armi.